la cucina veneziana, la cucina medievale, la cucina nostra è semplice, semplice, però come che è semplice, è anche affascinante perché ti porta a guardare oltre il pollo, siamo abituati a farlo o lesso o in umido o ai ferri, giusto? Attento come io facevo nel 1200, asso su la pelle. Perché cavarla? Guarda che corre che ha, guarda che roba. Certo. Senti lo spuscio freschino, senti No, che roba, no. dolcissimo. E ora mi tu un pollo qua per, no, che cavo via i petti, che è una roba insomma semplice da fare, oppure fare dal macellaio, no? Come che vuoi. E allora, semplicissimo. Le carcasse, non so che butto via, senti, le metto qua sul brodeto, queste cotte faccio l'insalatina e il pollo, un po' di maionese vegana, no, che senti, che Quindi la prima operazione è tagliare il pollo a pezzi. Sì, ma tagliarlo coso per che sia un pollo bello, sai, uno strano, no? Che Certo. dopo faccio un po' di farina bianca, no? Un po' di farina e riso. Perché farina e riso? Perché lega molto di più, e beh, che dà un po' di gusto. Farina e mandorle, io era sempre in casa, o latte e mandorle, o farina e mandorle, perché io era sempre. Perché le mandorle le a buccia e ne sono bianche? Perché se buccia che dà il buon. Certo. Comunque guarda, metto dentro qua. Cosa devo fare di straordinario? Niente, no? Cioè, è un infarinamento normale, però cambia la normale, qualità della farina, cambia no? la qualità della farina e ha tutto un suo perché, insomma, no? Certo. Ognuno ha il suo apporto. Sì. Adesso le donne hanno problemi di divertirsi così, perché se è farina bianca che si accumula, sto glutine, invece usando Un po' una, un po' farina, l'altra. un po' l'altra, un po' le mandorle, più di tanto non serve dopo, guarda. Vengo qua, attacco il mio fuoco, olio, buon, stavolta mi serve un olio fumante. Intanto se l'olio bello caldo non si attacca sulla padella e non ci sono croste secche nere che rendono amaro e indigesto il piatto. Ma no, ma che fatica che deve parlare italiano. Lo aggiustiamo con un po' di sale. È molto semplice comunque com'è. Ma sì, Però guarda qua che la differenza la fanno la qualità degli ingredienti. i passaggi fondamentali. Adesso ti stuferò a dire sempre le solite robe, però Tom Maillard, no? Cosa deve sto Maillard? Vale? Eccola lì. È quella lì. Capito? Questo qua mi preserva tutti i succhi buoni della carne. Questa qua non è nient'altro che la base del bianco mangiare. Ricetta del 1200, 1300, vedi il Maillard che bello, guarda. Questo è quello che tiene dentro tutto il buono. Certo. Ricetta antica, insomma. Sì, ma attualissima, però come tante robe che ti ho detto, tanti video, i procedimenti, cioè le cose semplici fatte come che ha da fare. Ma come, perché io facevo così nel 1200? Perché vuol dire io avevo tempo a perdere? No, perché io volevo che le robe venisse buone, se no li mettevo su sull'acqua, viene risolto, no? Certo. Invece tutto questo passaggio qua, ti vedrai cosa che viene fuori, che toceto che viene fuori, che mangiare che viene fuori. Sto qua mangiava i 3 di polli, mangia 20 persone. Adesso io ho fatto questa robetta, che mettiamo un giorno di vino. Il bianco. Lì di cavolo l'alcol.
Che puoi mettere dentro anche succo di limone, che strucchi dentro Certo. un succo di limone che abbiamo fatto. Desidero formarsi sta cremetta, guarda che roba, Ah, sì. la vedi che roba? Certo, certo, certo. E questo qua diciamo che è finito. Mi faccio come ora i francesi diciamo bouquet di aroma. E tu invece lo chiami? Ma che lei è un pesteseo, Dal bouquet di aromi al pesteseo di... pesteseo di aromi qua che si brocca il garofano, che c'è dentro le arome. Gli do, ma sempre un buon equilibrio in bocca, perché se il pollo è il sassone da questo, vuol sbagliare. Ah, Se il pollo è il sassone da vinasso, vuol sbagliare. Allora, io metto questo. Ma quindi... Occhio che stamattina mi aveva portato su gli sparagi freschi. E vuoi non mettere gli asparagi? Ma guarda, questa è la base. Dopo, Te curo Dio. beh, no. È dinamica cucina, eh. Eccolo. Guarda, Benissimo. E torniamo là. torniamo sul fuoco. Come si impara, Giannico, a gestire gli equilibri dei profumi e dei sapori? Perché questo è, come dire, eh, un conto se metti su e va via, un conto se pensare. La poesia, cos'è che è la poesia? È una frase che il poeta vede cose che noi altri umani non vediamo. E leggendo la poesia pensiamo anche a altri quello che pensiamo. Certo. Col mangiare, mi adesso penso paccio con la bocca che il pollo ga saver da farina, da mandorle, però sentito qua solo il fuoco che viene sul profumo di sparagi, no, è una cosa che ho in mente che quando che ti umani ti a provare quello che provo mi adesso. Questi sono i passaggi e robe fondamentali della vita. Ma che metto il mio brodo, guarda che brodo che uccidi che gas hai, visto? Guarda che uccidi. Ah caro, È il testruca de occhio. sì, questo qua è semplicissimo da fare. Voluto fare una roba figa, no? Ma per dirti cosa che sia grande cucina, che sembra che sia l'invenzione, no? Mi sudrio come finché ho fatto mi viene in mente le robe, no? Adesso ti invece di aver tagliato, ti metti sul tuo bel petto di pollo così, ti metti solo un panaro, con la gente fuori, si ritira la salsa bene, ti tagli su a fettine, ti scaloppi e ti metti solo sta cremetta qua. Come hai fatto fare la cremetta? L'olio bello caldo, il maillard, la sua farina che c'è dentro sul pollo, la vito che c'è la cremetta. Certo, certo. Questa quando che si ritira, ti detto beh fette solo al piatto, autore il piatto, però questa non te ne assai perché mi serve. Ho Io avuto assaggiare? Dai Stefano, questa se ne sta, non perché. Ah, sai che mi trattengo sempre. Ma dai, resisti. Siccome Giannico ha gente a cena, è pregio ai fornelli, quindi oggi l'assaggio lo faccio da solo. Mi tocca purtroppo, è vero che temo. Allora, scusate, alla prossima.